stiamo attraversando una fase complessivamente difficile e che sarà ancora più difficile. Cioè pensare che domani mattina o nei prossimi mesi come agricoltori italiani, europei, andrà tutto bene perché sarà tutto in discesa, francamente non sono una persona che fa la Cassandra positiva, ma al contrario preferisco sempre guardare davanti, cercando di capire dove sono problemi o comunque dove sono dei rischi, per evitare poi di vivere nel mondo dei rischi e nel mondo dei problemi. Allora considerate che uno degli errori più grandi che è stato fatto fino ad oggi, che è stato commesso in maniera drammatica dal legislatore europeo, è stato quello negli ultimi almeno 20 anni di definire prima il budget dedicato alla PAC e poi la PAC, senza minimamente considerare che un legislatore o comunque un bravo politico prima di parlare di soldi dovrebbe definire le politiche, deve definire gli obiettivi. Non si sono mai posti il tema della cosa e cosa deve rappresentare l'agricoltura in termini strategici per l'Unione Europea. L'Unione Europea ha sempre visto nell'agricoltura una fonte di spesa, eravamo al 50% del budget, ora siamo arrivati al 37, 29, 28 a scendere, ma non hanno mai puntualizzato che cosa si aspettassero dalla politica agricola. Addirittura, se pensate, nei primi anni 2000 siamo passati dalle misure a superficie dirette al disaccoppiamento totale, quindi paradossalmente l'agricoltore, tanto che produca, prende gli stessi soldi, e quindi non c'è mai stata la visione di dove si volesse portare l'agricoltura europea, e questi sono i risultati. Il Brasile 25 anni fa non era esportatore, addirittura un importatore, e oggi, dopo 25 anni, il Brasile è il leader mondiale nella produzione di proteine che siano animali o siano vegetali. E visto che le diete, comunque al di là delle discussioni che oggi possono essere su diete più bilanciate verso le proteine vegetali o più bilanciate verso le proteine animali, ma comunque sempre il Brasile compri, e questo è un dato significativo. Quindi questo permette ovviamente agli agricoltori, amici brasiliani, di avere probabilmente un tornaconto economico superiore a quello degli europei. Altro elemento, non si è mai parlato, non si è mai pensato agli agricoltori come degli imprenditori. Gli agricoltori, in quanto sovvenzionati, in fondo tutto, se guadagnano, se perdono, che problema è? Tanto comunque hanno la PAC. Allora guardate, una cosa che a noi ci sta uccidendo è la sovvenzione. Preferisco parlare di incentivo piuttosto che di sovvenzione. Guardate, la sovvenzione è un reddito di cittadinanza dato agli agricoltori per sopravvivere, ma è la cosa peggiore che si possa fare. Perché? Perché quegli agricoltori che non riescono a trovare forza nel mercato, è evidente che non avranno poi la forza per fare investimenti, non hanno la forza per comprare dei sementi migliori, e quindi piano piano si dismette l'attività agricola. Le dimensioni sono quelle che sono, quindi abbiamo una superficie media in Italia di alcuni ettari come superficie media aziendale, quando la superficie media aziendale degli Stati Uniti è 180 ettari, o rispetto ai numeri del Brasile diventa difficile poi essere competitivi con loro. Allora, in quel percorso, secondo me un'associazione seria che cosa fa? Guarda al futuro non andando a interpretare quello che dicono le stelle e la luna, ma guardando i macrodati, guardando quello che accade intorno a noi. E noi da tempo che stiamo dicendo, io adesso poi tra l'altro in questo nuovo ruolo europeo, lo sto dicendo anche, l'ho detto anche al commissario quando l'ho incontrato la settimana scorsa, non parlarmi di budget, non mi parlare di PAC che verrà, dimmi dove vuoi portare l'agricoltura italiana nei prossimi 5, nei prossimi 30 anni. Iniziamo con un percorso a 5 e poi arriveremo a 30 anni, altrimenti facciamo la fine della macchina in Europa. Mentre gli altri andavano su modelli diversi, noi felicemente pensavamo che le nostre macchine potevano scegliere tra benzina e gasolio. Guardate, io vengo da un viaggio a Doha, io non penso che a Doha abbiano problemi economici ad comprare delle macchine. L'uomo che ti mette il pollo, il timbro sul passaporto e un orologio al polso da 30.000 euro. Ok? Allora, se a Doha il 50% delle macchine oggi sono cinesi elettriche, allora voi considerate che laddove il petrolio lo estraggono o laddove il gas lo estraggono vanno con l'elettricità e con macchine elettriche cinesi. Allora, o noi iniziamo ad aprire gli occhi a guardare quello che c'è intorno a noi, oppure piano piano facciamo la fine della candela. È bellissima quando è nuova, ci accendo, facciamo una grande luce e poi piano piano ci spengiamo. Io questo non lo permetterò finché ovviamente ne avrò la possibilità. Perché? Perché nell'analisi più generale di quello che abbiamo visto e da quello che ho ascoltato, è evidente che c'è qualcuno che sta correndo nel mondo dell'agricoltura. Guardate, e andatevi a guardare il titolo John Deere nell'ultimo anno. Magari non tutti amano la borsa, però andate a guardare che cosa ha fatto il titolo John Deere nell'ultimo anno, più 100%. Questo vuol dire che a livello internazionale il mondo della finanza sta investendo non sugli agricoltori, ma sta investendo su coloro i quali vendono tecnologia agli agricoltori. Perché? Perché ci sono elementi produttivi in cui sostanzialmente alcune parti del mondo stanno andando a incentivare la loro agricoltura per farla produrre di più.
e non come stanno facendo in Europa, ti paghiamo per non produrre. Signori, noi abbiamo perso di produttività, questo lo dicono i numeri, non lo diciamo. In quel perdere di produttività è evidente che non siamo più competitivi nella produzione di tanti fattori, è evidente che non converrà più produrre grano se nel momento in cui lo produci a 18 euro tonnellata, 20 euro tonnellata, ti arriva il prodotto dall'Ucraina a 11 a 12. Come fai a venderlo a 12 euro? Ma non fai neanche 200 quintali ettaro, forse devi fare a quel punto per un minimo di economia. Ma è pensato oggi fare 200 quintali ettaro sul terreno? No. Allora in questo percorso è evidente che o l'Europa torna a dare una sua centralità, una sua visione di medio-lungo periodo, altrettanto in Italia e altrettanto a livello regionale, perché da Presidente nazionale vedo poi i piani di sviluppo rurale, oggi CSR, uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno va a destra, un altro va a sinistra, uno va a nord, uno va a sud, uno finanzia l'allevamento della vacca da latte, l'altro finanzia che ne so, un altro settore. Prendete Alessandria, Piacenza, Lodi, sono 3 regioni nell'arco di 5 km, 3 regioni diverse, 3 CSR, uno diverso dall'altro, 3 agricolture, una diversa dall'altro secondo il legislatore. Stesso modello agricolo, forse qualche agricoltore sarà anche agricoltore su 3 regioni diverse, eppure hai 3 PSR diversi. Allora voi capite che se noi non ritorniamo a decidere e a pianificare, guardando al futuro, non pensando tanto domani sarà migliore, guardate, gli agricoltori, noi facciamo, ogni anno resettiamo, ricominciamo da capo. Questo vale tanto che sia un produttore di uva, quanto sia un produttore di grano, quanto un allevatore che sia di vacche piuttosto che di pollame o di suini. Noi giorno dopo giorno ricominciamo da capo da allevatori e nel caso della produzione di cerealicola o di produzione vitivinicola ricominciamo un anno per l'altro. Un anno è diverso dall'altro. Allora in quella dimensione voi capite che se ti va male un anno sei sempre lì a sperare che l'anno prossimo sia migliore, ma non può essere sempre così. Noi abbiamo bisogno di avere certezze, di avere garanzie, di avere politiche che accompagnano il settore dell'agricoltura. Nel far bid degli Stati Uniti il 25% del loro budget è dedicato alla protezione dei rischi. E questo in terra, se guardiamo poi il secondo presidente di Ferrari, se parliamo della gestione dei rischi, il rischio si intende il rischio legato alla disponibilità del prodotto rispetto a qualcuno che lo compra, il rischio rispetto alla tutela del reddito dell'agricoltore qualora dovesse avvenire un'anomalia catastrofale. Mentre noi facciamo il 25% sugli ecoschemi, la norma è sulla gestione del rischio. Allora, quando poi si va sul mercato e qualcuno è più competitivo di te, non è che è più competitivo perché la mattina produce di più, è perché sono stati dati strumenti agli agricoltori per produrre di più. E qualora non producessero, c'è comunque l'assicurazione che interviene. Noi non siamo nella condizione di farlo, ci mettono il 25% con gli ecoschemi, 5 ecoschemi che ci vuole un ingegnere a capire che cosa devi fare e probabilmente ti conviene anche non fare, ci sono più le regole rispetto al beneficio che ti porta, e se Dio non voglia ti arriva la grandinata, prega Dio che qualcuno ti paghi il danno. O addirittura se ti arriva l'alluvione, prega Dio che ti fanno la foto nel giorno esatto, perché siamo riusciti anche a fare la foto nel giorno prima dell'alluvione, quindi andare a dire agli agricoltori dell'Emilia Romagna che in fondo tutto non c'era stata l'alluvione perché la foto non aveva manifestato danni nelle aziende agricole. Signori, questo è il terreno su cui oggi stiamo lavorando, piaccia o non piaccia. Allora, rispetto agli scenari che noi vediamo, diventa difficile oggi venire qua a raccontarvi che noi domani mattina dobbiamo prendere con il Brasile o con gli Stati Uniti. Allora, o noi iniziamo a spiegare civilmente, in italiano, tanto in Italia quanto soprattutto a Bruxelles, che c'è necessità di fermarsi un secondo, ripianificare, riprogrammare la centralina, perché altrimenti la macchina o non va in moto o va fuori giro. E noi oggi stiamo andando o non in moto o fuori giro, perché nel migliore dei casi stiamo fermi e nel peggiore dei casi non ci alliniamo al mercato. E non ce lo possiamo più permettere. E guardate, anche sull'accordo sul Mercosur, io ve lo dico molto chiaramente, e ancora di più ve lo dico da Presidente europeo. Noi siamo stati a favore dell'accordo del Canada, siamo stati a favore dell'accordo del Giappone, siamo stati a favore dell'accordo con la Nuova Zelanda, in questo momento non possiamo dire di sì all'accordo con il Mercosur. Ma perché? Non perché ci stiano antipatici i nostri colleghi brasiliani con cui culturalmente, per amicizia, per tradizione, molti nostri agricoltori tra l'altro hanno investimenti in quelle aree, ma non possiamo oggi essere allineati a loro per un semplice motivo, che se prendiamo il settore del bovino da carne, se prendiamo il settore del pollame, se prendiamo il settore dello zucchero e se prendiamo il settore oddio, mi scappa la guardia, ma comunque se prendiamo questi 3 settori sono gli stessi identici settori su cui l'agricoltura europea sta sprofondando sull'importazione dei prodotti dell'Ucraina. Quindi se uniamo Ucraina più Mercosur non c'è agricoltore europeo che riesce a sopravvivere a una spinta come quella che arriverà sul territorio europeo con le importazioni
senza dazio dall'Ucraina piuttosto che dal Mercosur. Guardate, non è che non arrivano, oggi arrivano quei prodotti sul territorio europeo, solo che pagano dazio. Il non dazio sull'Ucraina ha fatto sì che buona parte delle produzioni di aglio, cipolle, settore delle uova, settore del pollame, zucchero, e di zucchero se ne fa in questa zona, magari non tanto qua, ma andando sotto se ne fa. Andate a guardare il prezzo della valorizzazione dello zucchero, andate a parlare con gli agricoltori della Germania che oggi ti dicono ma arriva lo zucchero dalla Polonia, vai a parlare col polacco e dice ma a me arriva lo zucchero dall'Ucraina. È a cascata, Guardate, tutto quello che accadrà con Mercosur sull'Ucraina non è che come noi, perché qualcuno dice ma noi italiani ci guadagniamo pure. Sì, certo, probabilmente se andiamo a prendere la bilancia commerciale secca dell'Italia fuori dal contesto europeo sull'area Mercosur probabilmente ci guadagniamo. Si apre il mercato al vino, si apre il mercato alla protezione delle nostre denominazioni, tutto quello che voi volete, ma immaginate il prezzo della carne domani mattina a livello allevatoriale scende dopo un secondo, perché scendendo il prezzo della carne a livello europeo non è che l'Italia lo pagheranno di più, e quindi a cascata nel momento in cui io non voglio il prezzo del suino ritorna a 90 centesimi, qua c'è Rudy Milani, se il prezzo del suino ci va a 90 centesimi, Rudy, non so se è andato via, non è che c'è tanto da gioire qua dentro poi, velocemente il sistema zootecnico salta dalla solidarietà. In una situazione in cui mais OGM non ne puoi seminare, soia OGM non ne puoi seminare, prodotti comunque che adesso si chiamano terra, che siamo stati anche in grado a cambiare il nome piuttosto che farci andare bene, non li possiamo seminare. Allora ditemi voi come un agricoltore, un allevatore italiano o europeo possa oggi resistere rispetto a una situazione come quella che ci viene prospettata. E quando mi viene detto vi paghiamo, perché è anche previsto un fondo per essere rimborsati dai danni del Mercosur, io vi dico che non c'è un problema di essere rimborsati, qui c'è un tema di reciprocità. Se noi chiediamo agli amici brasiliani, agli amici argentini, agli amici uruguagi su alcune produzioni di allinearsi a noi sugli standard di produzione, visto che a noi ci hanno detto no ad alcuni prodotti nella gestione dei fitosanitari, no a determinati quantitativi, vi ricordo che siamo, loro lo dicono, ma loro non hanno un problema di nitrati, noi abbiamo un problema di nitrati, abbiamo un problema di fitosanitari, un problema di accesso alle sementi, quant'altro, allora c'è un tema di reciprocità, ma ci sarà anche un tema di reciprocità economica nel momento in cui devi competere con chi oggi riesce comunque a fare quello che in Italia non possiamo fare, non quello che vogliamo fare. Allora in quel percorso voi capite che si giocano tante partite e come giustamente è stato chiamato prima da parte di Mauro, signori, qua mentre noi continuiamo a dialogare tra di noi, BRICS, non BRICS, l'Italia, l'Europa, questo fa questo. Allora BRICS, i paesi dell'area BRICS, Brasile, primo esportatore a livello mondiale, proteine vegetali, proteine animali. Russia, primo esportatore, frumento 25% di quota di mercato. India, primo produttore al mondo di latte e stanno facendo una politica aggressiva sulla loro PAC, tanto da crescere in maniera verticale i primi produttori al mondo di zucchero, e Modi ha rischiato più volte di andare a casa per le rivolte degli agricoltori sulla loro PAC. Cina, principale detentore di stock a livello mondiale delle principali commodities, al 50% tra mais, soia e frumento, e orzo, e il mondo africano governato dal Sudafrica sterminato nelle sue terre. Contro chi? Contro l'Europa. Voi pensate che noi riusciamo a sopperire o comunque a stabilizzare i mercati con i BRICS da una parte e gli Stati Uniti e il Mercosur dall'altra? È una follia, Se qualcuno pensa che noi con l'attuale PAC riusciamo a garantire ai nostri agricoltori un futuro roseo, io vi dico, signori, iniziamo a prepararci perché certamente servirà l'ombrello. Allora, prima che ovviamente dovremo aprire l'ombrello, dovremo certamente lavorare per rendere i nostri agricoltori più produttivi, più competitivi, ma fondamentalmente garantire ai nostri agricoltori una stabilità di reddito. Guardate, non c'è niente di male nel chiedere di essere considerati imprenditori. Mi sembra che gli agricoltori non debbano fare un bilancio alla fine dell'anno. Per cui l'agricoltore è quella figura astratta, bella, no? Che si vede spesso su Facebook, no? Il solito contadino, il cappello de pane, la lana, la zappa, ma non è più così. Noi facciamo il conto economico alla fine dell'anno, può resistere un anno, può resistere 2 anni, non puoi pensare che tutti gli anni perdi soldi. Allora, in quella dimensione, nell'articolo 38 dello Statuto della Politica Agricola dell'Unione Europea, ho scritto la PAC serve per garantire un giusto reddito, non un giusto fatturato, si parla di giusto reddito agli agricoltori. Allora, bisogna tornare alle origini, bisogna ritornare a ciò che i padri fondatori dell'Unione Europea avevano fissato nel 1960. Un giusto prezzo per i consumatori, un giusto reddito per gli agricoltori. Allora, se non ritorniamo a queste regole, diventa difficile competere con chiunque. Tanto più che è vero che nel 2050 saremo
10 miliardi di cittadini. Ma dove? Quale parte del mondo saranno quei cittadini? Perché dipende anche dove quella parte del mondo cresce, perché se crescono in Europa, vabbè, proviamo a darglielo noi, ma se crescono in quelle parti del mondo dove l'Europa non arriva o arriva con difficoltà o dove c'è dazio, non è detto che saremo noi ad alimentare quella parte in più del mondo. Allora voi capite che queste partite sono ormai partite che si giocano a livello altissimo, sono partite in cui il presidente Putin ha usato il grano russo per aprire spazio di consenso commerciale nei paesi africani, nei paesi del Medio Oriente. Oggi le guerre non si fanno mica solamente con i pannoni, si fanno anche con le navi di grano. Allora in quella dimensione è evidente che dobbiamo avere coraggio, molto, da agricoltori, a continuare ad operare in un quadro di fortissima instabilità. E se a questo aggiungiamo l'elezione di Trump al 20 di gennaio, guardate, Trump ha fatto 3 anni di guerra con la Cina sulla soia, non ha fatto la guerra sulla Apple o su quant'altro, hanno fatto 3 anni di guerra sull'importazione della soia nella Cina da parte degli Stati Uniti, tanto che per un periodo noi compravamo la soia dagli americani perché nel frattempo i cinesi andavano a prenderla in Sud America. Nel silenzio generale la Cina sta realizzando il principale porto del Perù, che non è un porto come possiamo immaginare come quello di Venezia e Marghera, sono porti sterminati in cui costruiranno un sistema infrastrutturale che arriverà fino in Brasile per portare le grandi derrate alimentari nel porto del Perù e per far sì che le tratte si accorcino andando sull'area del Pacifico direttamente dal Perù alla Cina. Allora voi capite che quando ti trovi di fronte a questi disegni, venite qua a raccontarvi che tanto l'anno prossimo faremo 50, 60, 70, 80 quintali ettaro di grano, ma sì, ma in fondo tutto siamo ottimisti, ne faremo pure 100. Il problema vero è capire in quale condizioni noi andiamo a produrre e quali strumenti noi oggi utilizziamo per proteggere i nostri agricoltori. Questo per me diventa fondamentale, soprattutto a livello europeo, capire dai nostri legislatori, a prescindere da dove si vuole arrivare a livello di accordi internazionali, quali sono le misure che loro intendono adottare per proteggere i nostri agricoltori. E chiudo, perché? Ma perché in fondo tutto poi gli agricoltori, come giustamente ricordava prima il dottor Saldutti, cioè noi la biosicurezza, la biodiversità, qua per salvaguardare la biodiversità stiamo perdendo gli agricoltori. Continuo a sentire qualcuno che tutela e richiama la necessità di proteggere le biodiversità perché in fondo tutte quante centinaia di migliaia di specie di mele noi abbiamo in Italia. Continuiamo a fare centinaia di specie di mele in Italia e nel frattempo gli agricoltori smettono, quindi avremo gli agricoltori con l'albero di mela che se la mangeranno perché sì, nel frattempo hanno salvato una pianta che se la mangia. Questa è la dinamica di mercato a cui si tende? E questa è la dinamica di mercato in cui noi stiamo pensando di essere un paese moderno che non parla di digitalizzazione, non parla di formazione, perché quando io guardo le immagini che ho visto poco fa del Brasile, pensate bene a quanti appuntamenti tecnici partecipiamo da agricoltori e pensate a quanti partecipavamo 20 anni fa. Guardate, noi stiamo perdendo in tecnica produttiva, un altro elemento di cui non si discute più. Noi facciamo gli agricoltori ormai da computer, va bene, benissimo, sono il primo che lo faccio, ma l'approfondimento tecnico noi non lo stiamo perdendo, non abbiamo più la cultura di capire quale tecnica culturale oggi è da preferire rispetto ad un'altra. 20 anni fa c'era molto più discussione, dibattito, io ricordo i primi tempi sulle discussioni dell'agricoltura blu, dell'associazione dell'agro, tutto. Dopo 20 anni non c'è più un grande dibattito, anzi, al contrario, se si pensa all'agricoltura rigenerativa, termine abusato, il modello di agricoltura rigenerativa viene presentato oggi dalle case che vendono agrofarmaci, ognuno fa il suo. Scusate, forse l'agricoltura rigenerativa dovremmo discuterlo noi con le nostre università, che cosa significa fare agricoltura rigenerativa. Dovremmo essere noi da agricoltori a studiare il modello di agricoltura rigenerativa e non farcelo imporre da qualcuno. Guardate, non è la rivolta del pensiero degli agricoltori contro qualcun altro che in casa contro l'agricoltura non ce ne appartenuto perché siamo liberi per natura, ma questo oggi più che mai deve portarci a guardare in maniera diversa al futuro, perché su questo io sono convinto che fare filiera aiuta. Ne parlavamo e ne discutevamo anche con Paolo Fenni qualche giorno fa. Oggi più che mai momenti come questi, i momenti che vorremmo fare anche in primavera, servono anche per dare agli agricoltori input alla luce dei numeri che dobbiamo farvi vedere. Non è che si può continuare a fare quello che abbiamo fatto perché tanto in fondo tutto mio nonno faceva il grano così e lo devo continuare a fare anch'io, perché non è più così. Perché quando io ho comprato la macchina da sodo mio nonno mi ha detto tu mandi in azienda cappotto, eppure stiamo ancora qua, anziché avere una macchina da sodo ce ne abbiamo 4, gli arati non so più quanti anni è che non li so più, e da 2000 quintali di gasolio siamo scesi a 800 quintali di gasolio.
Allora, in quella dimensione voi capite che tutto passa dalla capacità di costruire campioni nazionali, cosa su cui per esempio l'Italia non ne ha, ed è un altro tema che io vorrei lasciare nella riflessione, nel dibattito, perché se lancia un'azienda che fa 500.000 ettari di produzione di mais, perché dall'altra parte c'è un campione nazionale del Brasile che compra poi mais su 500.000 ettari. Io mi auguro e spero che Mauro Fanini e le aziende come Mauro possano diventare ai livelli della Bunge, di Carpi, di ADM, perché poi dall'altra parte quando ti scontri sul mercato, ovvio con delle capacità economiche in grado di influenzare il mercato. E noi tante volte ci arrabbiamo se guardiamo la valorizzazione della granaria di Milano su come viene fissato il prezzo della soia sulla granaria di Milano. Ma sono ben altri probabilmente i problemi che c'è dietro la fissazione del prezzo della soia rispetto a una trattativa di una settimana sulla granaria di Milano. Perché il problema vero è capire come si muovono quelle dinamiche internazionali sul mais o sulla soia, perché se il prezzo della soia scende è un problema per tutti. Guardate, io ho incontrato un mese fa gli agricoltori canadesi, principale produttore al mondo di frumento duro e principale esportatore di frumento duro, sono spaventati dalla Turchia. In Turchia fino a 3 anni fa non facevano neanche il grano duro, perché facevano mais. A un certo momento si sono resi conto che fare grano duro era meglio che fare mais, hanno preso i terreni più fertili se c'era mais e si sono messi a fare grano duro, 80-90 quintali di grano duro ettaro con le stesse qualità monitorie del grano duro nazionale, e che costa anche qualche cosa meno. E loro anche hanno le produzioni a 310-315 euro tonnellata di grano duro, fanno molti più soldi rispetto all'agricoltore della Puglia piuttosto che del Lazio. E voi capite che questo oggi è la dinamica. E i canadesi quest'anno toccano il record, l'anno prossimo tirano via il 20% della produzione. Perché se noi a quelle condizioni non possiamo competere noi con i turchi, figuriamoci come con l'Italia. Allora voi capite che io credo che molto c'è da fare, molto c'è da lavorare, ma soprattutto c'è da rifissare quelle che sono le priorità. E quindi da Bruxelles, passando da Roma, arrivando ovviamente a Venezia, dobbiamo assolutamente pianificare a livello europeo, a livello nazionale e a livello regionale quelle che necessariamente devono essere le priorità per i nostri agricoltori nei prossimi anni, ma non nei prossimi 5, ma con una visione di medio-lungo periodo. Guardate, l'ho detto ieri intervenendo ad una riunione dei sindacati dei lavoratori, ho detto sono obiettivamente un po' stanco, io una volta che l'ho sentito una persona che era stanca era Forrest Gump a forza di correre, però dopo 7 anni, in cui sono 7 anni che come Presidente di Confagricoltura sto chiedendo un piano per l'agricoltura italiana pluriennale, come l'avrà fatto Mario Guidi prima di me, come la fece qualcun altro prima ancora, come lo fece ancora qualcun altro prima ancora, ma dobbiamo andare alla notte di Anna Presidente con Marco la Ministro, che però è il piano agricolo fatto negli anni 70, da lì in avanti il nulla, il deserto, e poi dopo ci preoccupiamo se i prodotti italiani sono protetti o non sono protetti. Come fai a proteggerli? Guardate, gli spagnoli hanno pianificato meglio di noi, i primi produttori ortofrutticolo hanno un livello di export che è il doppio del nostro, in 10 anni ce ne hanno presi 20. Sul settore vitivinicolo ormai non dico che stanno attaccati quasi a noi, ma comunque sono terzi e sono lì che sono vicini a noi. Sul settore dell'olio ho visto un'azienda, 17 ettari, era grande, 17 ettari, ovviamente di bottigliamento d'olio, che da sola produceva quanto tutto l'olio di tutta Italia. Signori, non è che vi sto parlando del Wisconsin o delle pianure brasiliane, in Spagna, Cadice, 17 ettari, fa tutto l'olio che fa un'azienda italiana. Come possiamo pensare di vincere le partite a livello internazionale? Certo, avremo pure le bottiglie d'olio che venderemo a 27, 28, 30 litri a bottiglia, ma tutta l'altra parte dell'oro della Puglia, quando gli spagnoli a 2 euro erano fuori a 2 euro e guadagnavano, noi neanche a 5 stavamo dentro. Allora voi capite che se noi non invertiamo la rotta diventa difficile andare anno dopo anno a fare le battaglie dei nostri agricoltori, a chiedere sostegni, e lì sì che diventa sussidio, perché devi sempre sperare che ti arrivi il sussidio per fare il bilancio. Allora dobbiamo avere il coraggio. Guardate, io già mi sono beccato anni fa da un altro presidente di un'associazione di categoria, il professore dell'innovazione. Poi non vedo l'ora di andare a parlare con i suoi soci quando poi c'è agricoltura 4.0, se lo comprende tutti i trattori grazie all'agricoltura 4.0, grazie a Confagricoltura, che anche gli associati di altre associazioni di categoria oggi hanno il digitale e l'innovazione. E quando io sto dicendo, guardate, forse oggi, pensate, in Italia abbiamo grano duro, grano tenero, orzo, mais, soia, favino, girasole, colza, se volete vado avanti, barbabietola da zucchero, questi sono tutti che prendono pagamenti importanti. Bovino da latte, bovino da carne, pecore da latte, bufale da latte.
settore suinicolo, settore avicolo, pesca, ho lasciato fuori tutta l'ortofrutta, vigneti e quant'altro, era già stato a 17 e 18. Noi abbiamo dalle 17 alle 18 escluso tutto il resto che potete, non è che ho lasciato fuori qualcosa di non secondario, perché tutto il settore della frutta. Come pensiamo di poter rafforzare 20 settori produttivi o tenere in piedi 20 settori produttivi? Io ho amici in Spagna che facevano gli allevatori, oggi vai in azienda da loro, dici ma le vacche dove stanno? Dice no, guarda, le vacche il governo ci ha detto, se vuoi continuare a far latte, ma non becchi i sussidi. E che fai oggi? Chi fa olio, chi fa pomodoro, chi fa del latte. La specificità del mercato oggi è il mercato globale. Se esistesse il multilateralismo probabilmente potremmo anche permetterci di garantire 25-26 protezioni, ma in un mercato globale in cui uno vale uno, in cui Trump si siede al tavolo e mi metto il tasso domani mattina su tutto il prodotto che entra dall'Europa e quello che io prendo dal tasso lo toglie agli agricoltori americani per spingere sulla produttività, signori, questo oggi piace o non piace al mercato. Allora a me, siccome di vivere di sogni passati o di eredità passate non sono abituato, siamo tutti abituati a vivere di quello che noi costruiamo, abbiamo il dovere in una fase come questa di rimappare il futuro dell'agricoltura e dell'agricoltura del paese costruendo un nuovo modello oggi più che mai, perché altrimenti guardate, non voglio essere qui a salutarvi nei giorni di Natale con un messaggio negativo, al contrario sono molto convinto che riusciremo a farlo, però oggi più che mai dobbiamo nel bene e nel male farci sentire proprio per cercare di costruire un nuovo modello, perché lo dobbiamo innanzitutto a noi perché siamo degli imprenditori, ma soprattutto ai nostri figli e soprattutto al futuro della nostra agricoltura. Grazie Presidente anche per la passione. Posso chiedere una sola cosa? Quando ho dialogato con quel commissario, il nuovo commissario, ha percepito un po' di consapevolezza della necessità di cambiare qualcosa? Sono giornalisti? Allora, no, è stato un piacevole incontro col commissario perché siamo europei, sì. Poi c'è l'italiano, e l'italiano ovviamente è un europeo particolare, perché ovviamente lui doveva venire formalmente a una certa ora e detto, ma che fai a pranzo? Cioè, ma a pranzo, ma vieni a pranzo che così prepariamo un meeting, e quindi loro arrivano con la formazione mentale ovviamente dell'europeo, per cui il pranzo è dalle 13 alle 13:30, alle 10:30 ti alzi per andare alle 14 alle riunioni, quindi il pranzo è finito quasi alle 2:30, quindi già lui si prendeva perché si rendeva conto che l'agenda era stata spostata. Per l'ora e mezza mi è servito innanzitutto per una condivisione e soprattutto capire che abbiamo, per ora per me è una fortuna, il commissario dell'agricoltura è di una famiglia di agricoltori, quindi almeno sa di che cosa si parla. Ho trovato in lui una persona ragionevole, pragmatica, che sa e conosce i problemi degli agricoltori, perché il fratello che oggi conduce l'azienda agricola glieli racconta, non da ultimo si è dovuto andare a fare la contabilità del fratello che era rotto una cosa o qualcos'altro, quindi per 2 settimane è dovuto andare a fare l'agricoltura cosa per fratello, e quindi sa quali sono i problemi di un'azienda agricola, perché se si ferma l'agricoltura non succede l'azienda agricola, perché la significazione di imprese sono faticate. Dall'altra mi è servito per farvi storia di geografia, storia, anche di altro, di italiano, perché era bene anche poi fissare gli obiettivi che noi ci poniamo come Italia, però quello che ho apprezzato è venuto nella riunione con tutte le associazioni e ha detto io non vengo a fare promesse. Guardate, a me uno che mi dice che viene non fa promesse, per me già il patto è un semplice motivo, perché di promesse che abbiamo detto, ne abbiamo sentite tante in passato e non abbiamo rivista una. Preferisco uno che viene e mi dice non ti faccio promesse, però mi impegnerò per quello che ovviamente potrò fare. E noi che abbiamo detto in maniera chiara e netta, se farai quello che noi ci aspettiamo, noi saremo al tuo fianco. Se non farai quello che non ci aspettiamo, cioè se farai quello che noi non ci aspettiamo, sappi che non ci troverai al tuo fianco, ma te lo dico subito, ma te lo dico di fronte a tutti gli altri. Non a caso, lunedì ci sarà la prima manifestazione a Bruxelles contro il Mercosur da parte dei giovani agricoltori, dei nostri colleghi dei giovani agricoltori valloni e da parte dell'associazione degli agricoltori delle Fiandre, accompagnati ovviamente dalla presenza dei presidenti del Copa-Cogeca e dei licei del terra. Per cui lui non è che abbia una responsabilità sul merito, assolutamente, perché è in carica dal 1° dicembre. Certamente è un accordo questo che ci passa sopra le nostre teste,
È un accordo che sotto il punto di vista della geopolitica, qui ci manca una freccia, no? Quello che c'è a ovest del Sud America, perché quello che si vuole sostanzialmente bloccare è che i cinesi vadano ad invadere il Sud America, e in quella prospettiva ovviamente l'alleanza con l'Europa sotto tanti altri ragionamenti ha un suo perché. Che debbano propagare contro sempre gli agricoltori, questo mi sfugge, rende conto, per oggi è giornata di tutte le notizie. Anche qua c'è un signore che c'è il commissario Dombrovskis agli affari economici, che è nella parte nord dell'Europa, e che ovviamente essendo vicino all'Ucraina loro ritengono che la guerra russo-ucraina vada anche combattuta contro i russi, andando sostanzialmente a creare posizioni economiche negative sui russi. Quindi che si aumenta il dazio sull'importazione dei fertilizzanti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia. Allora già l'agricoltura europea soffre per i prodotti che arrivano dall'Ucraina, quindi anziché aiutarli e dirgli guarda faccio una cosa, lo faccio pagarti meno un fertilizzante perché capisco che devi essere competitivo, no, lo faccio pagare di più perché così noi non siamo incentivati ad andare a comprare fertilizzanti dalla Russia e dalla Bielorussia. Benissimo, da chi li andiamo a comprare? Dall'Egitto. Poi siccome siamo agricoltori, se vai a testare l'azoto del prodotto egiziano rispetto a un prodotto che ti arriva da una nota casa, quella che sia, state sicuri che non è mai 46 urea o 48 o quello che sia. Allora, quella dimensione vuoi capire che si giocano troppe partite sulla schiena degli agricoltori, non dico sulla spalla, proprio sulla schiena degli agricoltori, e credo che questo non sia più giusto.